La terza corsa, confronto riservato a cavalli di 3 anni, buona qualità di base, sono in 10 al via sul doppio chilometro. Cosmo Trio, Contento Joe, Canter, Coco Chanel Treb, Casper Griff, Carib Risaia, TRGF in prima fila, Cascor Indal, Cesnia Daghi, Chuck Juice SM, Cartagena Paxi in seconda. Favori per Coco Chanel Treb, ma simpatie spiccate anche per Casper Griff. Vediamo in partenza proprio Casper Griff in difficoltà, mentre va in vantaggio Canter. C'è l'incertezza sì, anche da parte del numero 1 Cosmo Trio, e così Coco Chanel Treb si lancia su Canter, va al suo attacco dopo 200 metri di gara. Lorenzo Baldi entra in testa nella dritta, ma lascia poi sfilare Coco Chanel Treb, che passa a condurre in 300 metri e quindi conduce, mentre si è rimesso, ma è lontanissimo Casper Griff, a una sessantina di metri dalla testa. Intanto 29,7 per il quarto iniziale. La squalifica invece per Carib Risaia. Siamo ora al completamento dei 600 metri, con leader sempre Coco Chanel Treb, Canter in seconda posizione, poi Contento Joe, ancora Cesnia Daghi, 46 per il 600, con Coco Chanel Treb che continua a guidare la compagnia. In coda al gruppo si è ricongiunto intanto anche Casper Griff, 1,1,6, il passaggio agli 800. Sta per andarsene il primo chilometro, con la favorita Coco Chanel Treb in vantaggio nei confronti di Canter, Contento Joe. Poi Cesnia Daghi che in quarta posizione, e poi sposta all'esterno quando manca un giro al termine e si trascina Chuck Juice SM e Cartagena Pax. Cavalli sulla penultima piegata, sempre condotti da Coco Chanel Treb. Canter in seconda posizione, si avvicina comunque Cesnia Daghi, 600 al palo con il parziale ora in 15,5. Coco Chanel riprende ad accelerare, Canter in seconda posizione, Cesnia Daghi percorsie esterne, 500 all'arrivo con situazione invariata, sempre leader Coco Chanel Treb nei confronti di Cesnia Daghi, che ha superato Canter e si sistema in seconda posizione. Tenta ora di avvicinare Coco Chanel Treb, gli altri faticano a progredire. Canter in leggero calo dopo un 14,4, Coco Chanel Treb spara un 14,9, ma ormai ha una ventina di metri di vantaggio sul secondo, che è Cesnia Daghi. Ultimi 80 metri di gara per Coco Chanel Treb, che ritrova così la via del successo, mentre la lotta per il secondo posto vede sul palo tornare aggressivo Casper Griff, che appariglia Cesnia Daghi. Non sappiamo se è riuscito a batterla o meno, dobbiamo rivedere l'arrivo. In solitaria Coco Chanel Treb, Giampaolo Minnucci, Massimo Compagno, secondo posto. Andiamo a vedere di nuovo il replay. È un arrivo stretto, forse Cesnia Daghi riesce ancora a salvarsi, ma arriva davvero molto forte Casper Griff, e dalle immagini che abbiamo visto nel fermo immagine sicuramente ancora seconda Cesnia Daghi. Al terzo Casper Griff, ma dopo ottimo inseguimento dopo l'errore iniziale.